Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È in aumento il numero di pazienti non vaccinati ricoverati nella clinica di malattie infettive dell'ASUFC, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. C'è anche una piccola percentuale di persone vaccinate, ma si tratta di pazienti fragili con patologie pregresse. Nel reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Udine sono in aumento i ricoveri di persone non vaccinate, alcune di queste anche gravi. Una piccola percentuale dei ricoverati è costituita pure da vaccinati, ma si tratta di persone che presentano anche altre patologie. Sono quelle persone che adesso c'è l'indicazione, in genere dopo i 60 anni, con più comorbidità, di fare la terza dose. Ora la terza dose deve essere fatta secondo lo schema vaccinale. Non ritengo che sia importante adesso fare gli anticorpi, perché non solo gli anticorpi ci proteggono, ci protegge anche l'immunità cellulomediata e noi purtroppo non abbiamo strumenti al momento per misurarla. Senta, per quanto riguarda invece quelle frange di popolazione che non si vaccineranno mai o che perlomeno continuano a dichiarare di volersi sentire liberi. Ma guardi, io penso che la libertà è anche libertà dalla malattia, quindi il vaccino ci libera dalla malattia, no? Quindi io rispetto le opinioni di tutti e sono per la discussione e per il confronto. In genere poi i pazienti che si ammalano si rendono conto che la malattia è molto peggio della paura del vaccino e vedo che molte persone che erano confuse poi si rammaricano quando stanno male. Questa patologia dopo una certa età può avere anche delle forme molto gravi, anche oggi dal pronto soccorso abbiamo ricoverato direttamente un paziente in terapia intensiva. Raccomando di fare una riflessione su questo. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha avviato la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nelle strutture residenziali per anziani. Il numero dei ricoverati in ospedale comunque rimane stabile. È cominciata oggi nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid nelle strutture residenziali, in modo particolare in quelle del Friuli Collinare. Sembrerebbe che parta anche la terza dose per i restanti cittadini e sicuramente la terza dose sarà di supporto al sistema, nel senso che abbiamo visto che laddove le persone sono vaccinate i contagi naturalmente diminuiscono, ma soprattutto diminuisce la gravità delle persone che naturalmente hanno il Covid, e quindi le persone vaccinate non presentano le stesse problematicità che hanno naturalmente le persone non vaccinate. Ma qual è la situazione ricoveri? Stamattina i ricoverati in terapia intensiva Covid erano 6 e 16 persone erano ricoverate a malattie infettive. Situazione stabile, anche gli accessi in pronto soccorso abbiamo visto nel percorso blu, che è quello dedicato ai sintomi Covid, diciamo sono costanti, e anche il numero di accessi in pronto soccorso in generale diciamo è costante. Aumento nei casi di Covid nella nostra regione, una nuova vittima, un 81enne di Tolmezzo morto in ospedale a Udine. Sono 261 i nuovi casi, su oltre 5.000 tamponi molecolari e quasi 18.000 test rapidi. 10 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie e 2 tra operatori di case di riposo. Scendono a 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 58 quelli accolti in altri reparti, 1.470 le persone in isolamento. Nuova manifestazione oggi a Trieste del movimento No Green Pass. Il leader del coordinamento 15 ottobre ha annunciato la nascita di un comitato tecnico scientifico alternativo. Circa 3.000 persone hanno preso parte al corteo che si è snodato nella periferia di Trieste, dove ancora una volta è stata chiesta l'abolizione del Green Pass. Alla testa del serpentone di persone Stefano Puzzer, sempre più leader del movimento 15 ottobre, nato dalle proteste giuliane e cresciuto in tutta Italia. Il corteo, a cui hanno preso parte anche dei lavoratori portuali, i fedelissimi di Puzzer, è partito da Domio ed è arrivato fino al piazzale della Risiera. L'obiettivo era la SIOT, ma per questioni di sicurezza il corteo è stato fermato ben lontano da quello che viene considerato un obiettivo sensibile
possibile. La scelta del target in ogni caso non è casuale, perché l'obiettivo era di accendere un faro europeo sulle proteste, essendo la SIOT il principale snodo del greggio di Germania e Austria. Putzer ha anche annunciato la volontà di creare un comitato tecnico scientifico ombra. Domani dovrebbe arrivare anche la risposta del governo e a Trieste alle 17 ci sarà un nuovo corteo, questa volta più centrale e organizzato dal coordinamento No Green Pass. Putzer ha annunciato che se non verrà ritirata la certificazione verde, la protesta proseguirà sempre in maniera civile. A Udine invece è prevista una mobilitazione venerdì, il giorno del No Green Pass, con partenza alle 18 al Parco Ilaria Alpi di via Melegnan per raggiungere Piazza Libertà, dopo aver percorso viale Palmanova, via Aquileia e via Vittorio Veneto. Sul tema dei cortei è intervenuto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che specifica come ci sia il diritto a manifestare purché in maniera civile. La pandemia la si lotta con la razionalità e il buonsenso. Io continuo a spiegare che la campagna vaccinale sta dimostrando una grande efficacia, sta dimostrando che le ospedalizzazioni vengono contenute e dobbiamo andare avanti su questa strada. Non l'errore di pensare a complotti dovuti a qualche simpatico personaggio che ci li racconta su Facebook, Instagram o Twitter, perché questo oggettivamente diventa pericoloso. Oggi abbiamo un pezzo di libertà in più rispetto allo scorso anno. Io ricordo che l'altro anno, oggi diciamo dov'è la libertà? L'altro anno la libertà era quella di non poter andare sul posto di lavoro perché l'attività era chiusa, il ristoratore non poteva aprire il ristorante perché era chiuso. Durissimo poi il Presidente della Regione sul tema della credibilità della scienza, dopo anche il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scienza è quella che ci deve guidare ed è la scienza, non è l'opinione del singolo scienziato, ma della comunità scientifica. E su questo noi ci basiamo sui report dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'AIFA, dell'EMA, di tutte le strutture nazionali e internazionali che sono preposte a questo. Tutto il resto sono, nella migliore delle ipotesi, opinioni personali, nella peggiore totale falsità, che raccontano un qualcosa che non esiste. Una pensionata è morta a seguito di un incendio scoppiato questo pomeriggio nel suo appartamento a Cleulis di Paluzza, in Piazza della Vittoria. Si tratta della mamma di una consigliera di maggioranza dell'amministrazione comunale del paese Carnico. È stata lei a cercare di salvarla, purtroppo inutilmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari, vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo insieme ai carabinieri della compagnia del capoluogo Carnico. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Un udinese di 41 anni ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di reclusione per incendio doloso e minaccia pubblico ufficiale. Era accusato di aver dato fuoco a un'abitazione a Udine e di aver minacciato e ingiuriato 3 agenti della polizia locale. Patteggia 1 anno e 6 mesi di reclusione. Protagonista della vicenda è l'udinese Brian Mesaglio, di 41 anni, che ha patteggiato davanti al GUP del Tribunale di Udine Matteo Carlisi. Secondo il capo di imputazione, nel marzo del 2020 l'uomo, difeso dall'avvocato Paola Diana, diede fuoco a un'abitazione in via Lauzacco. Poi, all'arrivo della polizia locale, Mesaglio offese i 3 agenti e li minacciò di morte. Inoltre cercò, senza successo, di colpire con un pugno uno dei 3 poliziotti. Assieme a lui era imputato un altro udinese di 41 anni, difeso dall'avvocato Pier Aurelio Cicottini, per il quale il GUP ha decretato il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Aveva convinto una donna con problemi psichici a dargli 34.000 euro. Il Tribunale di Udine lo condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla restituzione della somma. Si era fatto consegnare quasi 34.000 euro da una 53enne della Pedemontana con problemi psichici. È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione e a risarcire la vittima. È la pena che il giudice del Tribunale di Udine, Giulia Pussini, ha inflitto a Ignazio Bordin, di 67 anni, residente a Povoletto, con precedenti specifici. La pubblica accusa aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace. Secondo l'accusa, Bordin si era fatto consegnare i 34.000 euro tra il 2015 e il 2017, facendo credere alla donna, con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale, che con quei soldi avrebbe pagato i suoi debiti e di essere creditore nei suoi confronti di una certa somma. Invece è risultato che i debiti della donna non erano stati onorati e che l'uomo non aveva mai versato denaro alla vittima. Bordin, recluso a Rebibbia per altri reati, dovrà restituire alla donna 35.000 euro. Il suo difensore, l'avvocato Franco Feruglio, ha annunciato ricorso in appello. Infortunio sul lavoro, ieri sera alle Ferriere Nord di Rivoli di Osoppo, un operaio di una ditta di Tolmezzo, un 46enne di Maiano, ha riportato una grave lesione alla mano mentre stava scaricando col muletto una bobina di ferro molto calda. È stato trasportato all'ospedale di Udine dopo l'allarme lanciato dai colleghi. Sul posto gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria e i vigili del fuoco di Gemona.
Continuano le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che è uscito da casa domenica non ha fatto rientro. I familiari chiedono aiuto a tutti, anche attraverso la nostra emittente, per cercare di trovarlo. La sua auto è stata trovata vicino a una centralina idroelettrica a Coderno, è lì che è attiva da lunedì l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Udine. Oggi in campo i droni dei pompieri di Treviso e Padova, i cinofili di Venezia e Pordenone, oltre al personale di Gorizia e San Daniele. Molaro è alto 1,80 m, pesa 76 kg. È stempiato, porta con sé un borsello tracolla nero, indossa scarpe da ginnastica chiare. Chiunque abbia informazione deve chiamare il 112. Scontro tra una moto e un'auto questa mattina a Pordenone sulla strada che porta a San Quirino. Ad avere la peggio il Centauro, finito in ospedale ma non in pericolo di vita. Un altro incidente tra un'auto e una moto sulle strade del Friuli Occidentale, fortunatamente senza conseguenze tragiche. Questa mattina attorno alle 9, all'incrocio tra via Montereale, viale della Comina e via Roveredo a Pordenone, una Polo e una motocicletta hanno impattato. Ad avere la peggio è stato il Centauro, finito sotto l'auto con la 2 ruote e rovinato sull'asfalto. Sul posto sono arrivate l'automedica e un'ambulanza, allertate dal 112. Il motociclista pare abbia riportato soltanto una ferita alla gamba. È stato trasportato al vicino ospedale civile per gli accertamenti del caso. Illesa invece la conducente dell'auto che si stava immettendo in via Roveredo, da dove invece è sbucata la moto. Ad effettuare i rilievi dai quali saranno attribuite eventuali responsabilità è stata la Polizia Intercomunale di Pordenone Cordenos presente con gli agenti. Il traffico ha subito rallentamenti visto l'ora mattutina e l'importanza dell'asse viario che conduce da Pordenone a San Quirino. Conclusa l'operazione Salone di Lusso, che ha visto come vittime anche le motorizzazioni civili di Pordenone e Udine, oltre 500, le auto comunitarie usate vendute senza IVA per un giro d'affari di 8,5 milioni di euro. Aveva base operativa nel Trevigiano un'associazione a delinquere composta da 7 persone, 2 italiani, 4 cittadini rumeni e un cittadino albanese, ritenuta responsabile dalle Fiamme Gialle di Treviso di commercio illecito di autoveicoli usati di provenienza comunitaria. Frode, truffa ai danni dello Stato, falso ideologico le ipotesi di reato, coinvolte anche le motorizzazioni di Udine e Pordenone come vittime. Tra il 2015 e il 2020 3 concessionarie trevigiane hanno venduto oltre 500 autovetture comunitarie senza IVA a ignari e clienti. 8 milioni e mezzo di euro il giro d'affari con un'evasione dell'IVA di 1,5 milioni. Nel mirino acquirenti di tutto il territorio nazionale attratti dai prezzi competitivi. La banda ha indotto gli uffici delle motorizzazioni a credere che l'IVA fosse stata versata in altri paesi europei, Germania, Francia, Spagna e Belgio, presentando documentazioni false per ottenere l'immatricolazione dei mezzi. Nel novembre scorso, per questa indagine, Salone di Lusso era già scattato un sequestro preventivo di 500.000 euro. In diverse scuole della regione allarme Squid Game. Diversi bambini, anche della seconda elementare, riproporrebbero a ricreazione i giochi della serie TV vietata ai minori di 14 anni per le scene di violenza. A far scattare l'allerta educativa sono gli insegnanti. Il tema sarà al centro della puntata di questa sera di Elettroshock, in onda al termine di Poltronissima alle 21 circa. Squid Game preoccupa anche gli insegnanti delle primarie del Friuli Venezia Giulia. Sarebbero ormai decine i casi di bambini, anche di 7 anni, che tra i banchi e soprattutto durante la ricreazione emulerebbero i giochi della serie televisiva sudcoreana vietata ai minori di 14 anni per le scene di violenza che la caratterizzano. Nella fiction, un gruppo di persone in difficoltà economiche partecipa ad una serie di giochi per vincere il premio in palio. Chi perde viene eliminato fisicamente. Non si sa se i bambini vedano direttamente la serie, all'insaputa o meno dei genitori, o se si ispirino ai racconti di altri, ma gli insegnanti lanciano l'allerta educativa. Diverse le segnalazioni giunte all'associazione Media Educazione Comunità. Confermo che è un tema di cui si parla molto. Noi come associazione lavoriamo con molte scuole. Nell'ultima settimana abbiamo ricevuto decine di segnalazioni. Da quelle più curiose e tranquille, semplicemente hanno chiesto degli approfondimenti, ad alcune segnalazioni anche molto allarmate, soprattutto da maestre della scuola primaria, che ci chiedevano chiarimenti e di prendere posizione su questo gioco e sui pericoli connessi a quello che vedono, ovvero dei bambini anche di 6-7 anni che citano questo gioco senza poter poi capire se effettivamente hanno visto dei contenuti oppure meno, e lo posso confermare anche personalmente perché mio figlio di 7 anni, quindi in seconda elementare, mi ha raccontato che a ricreazione si gioca a Squid Game. Quello che bisogna fare è non
c'è il programma violento, basta, censura. Cioè, che possiamo censurare tutto? Forse torniamo alle origini, dove bisogna parlare con i ragazzini, fargli capire innanzitutto che c'è una certa differenza tra la fiction e la realtà. E fra l'altro ho sentito alcuni insegnanti che appunto dicevano di aver visto rientrare dei bambini dopo la ricreazione con delle magliette rotte, uno è arrivato a casa con un livido e la mamma ha telefonato dicendo scusi ma sto livido stamattina non c'era, proprio perché perdere a questi giochi vuol dire essere, alcuni hanno alzato le mani, ti picchio, cioè vanno a emulare quelle scene di violenza che hanno visto su questa serie. Per cui sì, c'è secondo me un discorso a monte di sana comunicazione. È partita questa mattina la 19ª edizione dell'orienteering studentesco in centro storico a Udine, 250 studenti degli istituti di Zanon, Marinoni, Percotto, Volta e Marinelli con una selezione di classi prime alla scoperta delle peculiarità della città di Udine. 250 studenti, dopo lo stop forzato dell'anno scorso causa pandemia, si sono ritrovati questa mattina in Piazza Libertà con la carta da orienteering del centro storico per conoscere in modo diverso e più approfondito la città. I ragazzi sono distribuiti su 4 percorsi, devono raggiungere 10 punti di controllo e rispondere a delle domande sui monumenti o le piazze della nostra città. Questo modo per far conoscere al meglio la città a chi magari viene da fuori. Esatto, infatti è un po' questo l'obiettivo del nostro progetto, è far conoscere a chi frequenterà le scuole udinesi per 5 anni, far conoscere un po' anche il centro storico, i monumenti, le bellezze, i suoi tesori. Insomma, un modo per studiare la città in maniera divertente anche. Assolutamente, anche perché poi teniamo conto che gli insegnanti per loro è un'attività didattica e danno anche una valutazione sul comportamento dei ragazzi, li vedono per la prima volta come interagiscono fra di loro, possono capire i loro atteggiamenti e quindi poi fare anche valutazioni sull'aspetto, diciamo, didattico-culturale. Tavagnacco si prepara ad accogliere i primi corsisti dell'ITS Academy, nuove tecnologie per il Made in Italy. Fervono i preparativi nella nuova sede di Frettumberto dove saranno allestiti laboratori innovativi e aule. Accoglieranno gli studenti provenienti dall'ISI Malignani di Udine dove il numero di aule disponibili si è ridotto per gli interventi di adeguamento antisismico in corso. Si svolgeranno venerdì le prime lezioni nella nuova sede dell'ITS Academy Nuove Tecnologie per il Made in Italy, conosciuto come MITS, a Tavagnacco in via 4 novembre, dove si lavora agli ultimi dettagli prima di accogliere gli studenti. Alcune classi dell'Istituto Tecnico Superiore di Udine si trasferiranno qui dal Malignani, con l'obiettivo, tra qualche anno, di trovare collocazione definitiva nei nuovi spazi che saranno ricavati nell'area dell'ex Dormish a intervento di recupero completato. La struttura di Feletto Umberto si sviluppa su 2 piani per 2000 metri quadrati di superficie complessivi. Per il primo anno sarà utilizzato solo il piano terra. Gli spazi, ampi e luminosi, sono appena stati ristrutturati. Ospiteranno sia aule didattiche che nuovi laboratori dedicati alle tecnologie innovative 4.0, automazione avanzata e realtà aumentata, ma anche locali per lo studio e la socializzazione dei corsisti. Rimane il legame con la scuola di riferimento della Fondazione, l'ISIS Malignani di Udine. L'Istituto cittadino, interessato attualmente da interventi di adeguamento antisismico che ne hanno provvisoriamente ridotto il numero di aule disponibili, continua ad ospitare le attività formative di alcuni corsi della Fondazione. Altri, in particolare quelli per l'industria arredo e per i servizi alle imprese video strategist, continueranno ad utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Liceo Artistico Sello. Anche per questi corsi però si aprono nuove possibilità di ampliamento dell'apprendimento laboratoriale, legate in particolare alle presentazioni immersive. Siglato oggi l'accordo tra l'Università di Udine, Comune e Fondazione Friuli per rendere fruibile a tutti il Parco Monumentale Antonini Maseri, uno dei giardini storici udinesi. L'Ateneo Friulano concede il parco incomodato per 30 anni al Comune di Udine che provvederà alla manutenzione e garantire la sua apertura e chiusura al pubblico. La Fondazione Friuli si impegna a realizzare sul lato di Via Gemona un attraversamento pedonale che permetterà di collegare Piazza Primo Maggio al centro storico. L'area verde di 3.000 metri quadrati che sarà accessibile ai cittadini e turisti sarà valorizzata grazie a una sorta di restauro del verde che riprenderà il suo aspetto originario, eliminando essenze che penalizzano la lettura storica.
Prosegue la crescita del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, voluto dalla regione Friuli Venezia Giulia per promuovere il territorio. In arrivo anche il merchandising realizzato da aziende del territorio. Il logo è quello dell'aquila stilizzata con il tricolore e ormai accompagna in tutte le uscite pubbliche il presidente della regione Massimiliano Federica. Il progetto Io sono FVG continua a crescere con il nuovo merchandising che comprende borracce, accessori e soprattutto tanti capi di abbigliamento. 173 le imprese che hanno ottenuto il marchio, ormai presente su 278 prodotti e in 107 punti vendita e ristoranti. Io sono Friuli Venezia Giulia, essendo un marchio collettivo che ha come matrice la sostenibilità e la tracciabilità, va ad individuare aziende che entrano in un percorso per il quale il loro obiettivo è quello di migliorare costantemente sul tema principale del marchio, che è proprio sostenibilità e tracciabilità. Però questo consente, essendo marchio collettivo, di poter abbinare quelli che sono ad esempio i marchi di qualità dei prodotti già esistenti, per cui noi potremo riuscire in un'unica forma comunicativa a dare un'evidenza assoluta della riconoscibilità del territorio regionale rispetto a quell'azienda e a quel prodotto, e dall'altro abbinare la garanzia per il cliente derivante dai marchi di qualità. Tutto il progetto è stato curato dal cluster Agri-Food FVG e Promoturismo FVG su indicazioni della regione e, come ha spiegato il governatore, ha l'obiettivo di promuovere le eccellenze di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. È stata siglata oggi una convenzione tra gestori di pubblici esercizi e tassisti di Pordenone, un patto per rilanciare i due settori. Un patto tra baristi, ristoratori e tassisti per offrire un servizio migliore ai cittadini e contribuire alla loro sicurezza. È quello siglato nella sede di Ascom Confcommercio di Pordenone tra i rappresentanti delle categorie e dal presidente provinciale Alberto Marchiori. Si potrà così bere un caffè in attesa del taxi o tornare a casa accompagnati dopo una cena al ristorante a un prezzo favorevole. Questa convenzione cosa prevede? Prevede uno sconto del 10% sulla tratta a seguito di una consumazione fatta e avvenuta nei pubblici esercizi. Chiaramente viene dato un limite, quindi viene dato 30 minuti dalla consumazione e per il momento, essendo in via sperimentale di 6 mesi, poi con una proroga di 12, avremo anche l'utilizzo nella parte centrale della nostra provincia, quindi comuni limitrofi a Pordenone. Altro aspetto è il bere consapevole e responsabile, è un aspetto che FIPE negli anni sta cercando di combattere con delle grosse campagne di sensibilizzazione. Un modo per ripartire dopo i mesi difficili segnati dal Covid. È stato un periodo complicato, lo è ancora, speriamo di superarlo nel breve tempo possibile. E ci è venuta in mente questa idea di collaborazione per incentivare l'uso del mezzo pubblico, in questo caso il taxi. Celebrato questa mattina il ricordo del milite ignoto a Gorizia, 100 anni dalla messa a Sant'Ignazio. Come 100 anni fa, Gorizia ha reso omaggio al milite ignoto. Era il 28 ottobre 1921, quando vennero accolte le 11 salme nella chiesa di Sant'Ignazio, prima di trasferirsi ad Aquileia. Questa mattina l'arcivescovo Redaelli ha così celebrato la funzione alla presenza dei rappresentanti dei 25 comuni dell'Isontino, nonché delle associazioni d'arma locali e nazionali. Un ricordo, ha sottolineato nella sua omelia, che abbraccia tutte le nazioni e tutta Europa. All'esterno è stato poi inaugurato un pannello dedicato alla storia del milite. Oltre che a rappresentare un atto dovuto agli oltre 600.000 italiani le cui vite sono state spezzate in questa tragedia, un riconoscimento e un atto dovuto anche nei confronti delle vittime di tutte le nazioni che in quella tragedia hanno concorso e hanno pagato un prezzo elevatissimo. È un inno alla pace nel vero senso della parola, far capire quanto lo strumento della guerra sia assolutamente non adeguato. Nel frattempo cresce l'attesa per il ritorno di Mattarella in regione, diretto da Aquileia e Re di Puglia il 3 novembre. Il capo dello Stato, dopo aver fatto visita alla Basilica di Aquileia, arriverà così a mezzogiorno in mezzo al Sacrario militare, inaugurandolo di fatto dopo i lunghi lavori di restauro e la sua riapertura al pubblico quest'estate. Per ragioni di sicurezza, la strada regionale 305 sarà chiusa da ambo i lati già un'ora prima. 3 giorni di master per la posa del mosaico sono in corso fino a domani nello stabilimento della Trend di Vivaro, la multinazionale che esporta opere musive in tutto il mondo.
L'impronta del Made in Italy lascia tracce ovunque nel mondo, ma per rimanere al passo ed evolversi si nutre di formazione altamente qualificante. Per questo motivo Trend Group ha deciso di mettere a disposizione di una filiera professionalizzante le proprie competenze una posa a regola d'arte nello stabilimento di Vivaro, protagonista per 3 giorni di un percorso formativo che fino al 28 ottobre vedrà la partecipazione di professionisti del settore interessati ad approfondire le tecniche e perfezionare le proprie competenze di posa del mosaico. Noi produciamo il nostro mosaico e siamo orgogliosi della qualità e delle cromie che riusciamo a ottenere, ma evidentemente il nostro prodotto arriva poi al cliente attraverso il prodotto posato e la qualità della posa per noi è essenziale. Sempre più spesso stiamo proponendo ai clienti non soltanto il prodotto, ma il prodotto installato, quindi un prodotto che ha in mano, in maniera tale da potergli garantire sia la parte di progettazione, che ovviamente è la produzione che facciamo noi in casa, che la posa in opera. Noi siamo presenti a livello globale, abbiamo attività produttive negli Stati Uniti, in Florida, in India, abbiamo uffici e attività produttive in Middle East, in Russia. In questo momento noi abbiamo delle competenze enormi locali, motivo per cui siamo qui in Friuli, e abbiamo un mercato di riferimento che è globale. Il corso, alla sua prima edizione, si inserisce nel più ampio progetto recentemente lanciato dall'azienda con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il corso ha 8 partecipanti e un maestro di posa che insegna loro in 3 giornate. Il posatore è molto importante nel nostro sistema perché è parte integrante di quello che potrebbe essere la filiera di vendita del mosaico e di posa. Torna l'appuntamento con Trieste Antigua, evento regionale dedicato al mondo dell'antiquariato. 2 anni, tanto è durato lo stop causa pandemia, ma ora finalmente gli appassionati di antiquariato potranno ritrovarsi durante Trieste Antica, la 9 giorni, dal 30 ottobre al 7 novembre, dedicata al settore. La strada è comunque in salita perché la gente comunque deve riprendersi da questa pandemia, da questo dramma, però abbiamo parecchie adesioni, ricominciamo, sempre il Salone degli Incanti, e per cui ringraziando il Comune per la collaborazione su questa manifestazione e anche la Regione, siamo riusciti a mettere in piedi una ottima manifestazione con delle sorprese all'interno anche. L'Associazione Antiquari del Friuli Venezia Giulia sarà al fianco della Camera di Commercio nell'organizzazione dell'evento che si terrà al Salone degli Incanti, messo a disposizione gratuitamente dal Comune. La 37esima edizione, torniamo dopo 2 anni più coraggiosi, più intrepidi che mai come espositori, fra l'altro molti espositori anche dal Friuli. Abbiamo trovato un'ottima sponda in Aries Trieste con il Presidente Paoletti e la dottoressa Andolfatto che ci hanno supportato, quindi venite a visitare la mostra, ne vale assolutamente la pena. Gli antiquari arriveranno da tutta Italia e saranno esposti anche dei modelli di navi a cura dell'associazione marinara Albedaran. Sarà presente anche AIRC per lanciare il fondamentale messaggio della prevenzione medica dopo i complessi mesi del Covid. E adesso bisogna ricominciare a fare prevenzione. Questo è per esempio ottobre è il mese della prevenzione sui tumori femminili e AIRC in questo mese sta facendo proprio questa campagna, il nastro rosa che sto portando qui è proprio per ricordare a tutte le donne di fare la prevenzione. Il tumore al seno è riuscito a combattere all'87%, riusciamo a salvare l'87% delle donne, ci manca il 13%. Combattiamo insieme. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata.